Il soccorso alpino delle Dolomiti sotto shock per la morte dei 2 giovani volontari sci alpinisti morti durante la drammatica escursione sull'Antelao, in Cadore. In vacanza in montagna con la famiglia a Cortina, si allontana dal campeggio e non fa più ritorno, trovata morta il giorno dopo, giallo sulla sorte di una 38enne padovana. Tragico incidente stradale sulla Ponte Bana nel Pordenonese, scontro fra 2 auto, perde la vita una 24enne e altri 4 feriti nell'impatto. Rebus governo, Mattarella decide venerdì, intanto Salvini si dice pronto al preincarico, Lega e Forza Italia Ring dicono tocca al centrodestra, il voto anticipato è una sciagura. Giovane coppia bloccata per 15 ore nell'ascensore di un palazzo in centro a Padova, i 2 salvati dai pompieri. Tempo di bilancio a Venezia dopo il ponte del 1° maggio che ha visto in azione i tornelli, i varchi delle polemiche, ne parliamo stasera, 20:10. 1° maggio non solo, festa laica in un paese del Trevigiano, si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore con la benedizione dei trattori, attrezzi dei campi ma anche le auto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, dicevamo, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca di 2 giorni, di un giorno drammatico sulle montagne venete, quello del 1° maggio e che ha visto 3 vittime di fatto sulle montagne. Fra pochissimo parleremo dei 2 giovani sci alpinisti del soccorso alpino delle Dolomiti che sono morti ieri mattina in un tragico incidente. Il soccorso alpino delle Dolomiti è in lutto per questo, ma c'è anche un giallo che riguarda una 38enne padovana di Galzignano Terme che è stata ritrovata ieri mattina senza vita ed era scomparsa il giorno prima proprio a Cortina, era in campeggio a Cortina. E dunque è stata ritrovata e non è ancora chiaro cosa le sia successo. Allora vediamo quanto accaduto in questo giallo per ora della 38enne padovana. È stata ritrovata senza vita nelle acque del torrente Boite a Cortina una 38enne di Galzignano Terme di cui non si avevano più notizie da quasi un giorno. Elisabetta Carmignana era in vacanza con i genitori, ospite di un campeggio della frazione Campo a Cortina e si era allontanata dalla roulotte. Il corpo è stato ritrovato da una squadra di soccorritori, i familiari hanno lanciato l'allarme e alla ricerca della donna hanno partecipato il soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore con 2 cani molecolari, uno arrivato da Valpusteria, oltre alla Guardia di Finanza di Cortina e Auronzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Allora, lo dicevamo in apertura, la tragedia sul monte Antelao, c'è un soccorso alpino in lutto perché appunto Enrico ed Alessandro, i 2 giovani morti ieri, facevano parte del soccorso alpino delle Dolomiti. È un momento difficile, un momento che ci mette un'altra volta a dura prova, purtroppo siamo gente di montagna e dobbiamo mettere sempre un puntino che può capitare. Purtroppo negli ultimi anni è capitato tante volte e questo ci fa male, però non ci deve far mollare, dobbiamo continuare. Sono sotto shock gli amici, colleghi di Enrico Frescura, 31 anni di Domegge, e Alessandro Marangon, 28, di Farra dal Pago, i 2 sci alpinisti morti ieri sul monte Antelao. I 2 giovani da anni facevano parte del soccorso alpino bellunese, sono stati proprio i loro compagni a recuperare i corpi senza vita di Enrico e Alessandro. La tragedia si è consumata in mattinata, i 2 alpinisti erano partiti all'alba con tutto l'equipaggiamento necessario, poi il dramma. Probabilmente avevano appena terminato la salita quando avrebbero perso l'appiglio precipitando per 300 metri a valle. Le 2 vittime sono state trovate in un canalone, gli sci ancora appesi allo zaino. L'allarme era stato lanciato da altri 3 sci alpinisti che stavano risalendo il canale e che avevano notato Enrico e Alessandro in difficoltà. Poi, pochi minuti dopo, davanti ai loro occhi si è consumato il dramma con i 2 giovani che sono precipitati. Enrico e Alessandro, che per lavoro salvavano vite, hanno trovato la morte proprio tra quelle montagne che tanto amavano.
La pagina Facebook del Soccorso Alpino listata a lutto in ricordo dei 2 giovani che non ci sono più. Erano 2 ragazzi giovani, erano super allenati, avevano un entusiasmo pazzesco di andare in montagna, di aiutare gli altri e purtroppo le fatalità capitano e in questo caso non hanno dato scampo a questi nostri ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente. Un abbraccio grandissimo alle famiglie perché in questo momento è un momento veramente tragico e duro. Venerdì alle 15 a Domegge saranno celebrati i funerali di Enrico e Alessandro. Per l'ultima volta saranno insieme, come piaceva loro stare, anche tra le montagne. Un'altra tragedia, questa volta una tragedia lungo la strada, lungo la Ponte Bana a Pordenone. Nello scontro frontale tra 2 auto ha perso la vita nella notte una ragazza di 24 anni residente a Udine, Jessica Paganini. Ferite altre 4 persone, un 41enne di Pordenone e 3 ragazzini, 2 di 17 e 1 di 18 anni. Sulla dinamica della tragedia indaga la polizia stradale di Spilimbergo. L'impatto tra le 2 vetture è stato molto violento, come vediamo nell'immagine dei vigili del fuoco, e purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente la scorsa notte a Montegalda, siamo nel Vicentino, ancora 2 auto che si scontrano, 2 donne ferite. Ad avere la peggio nello scontro tra 2 auto avvenuto in via Roma Montegalda intorno alle 2:30 della scorsa notte sono state le 2 donne a bordo di questa 500. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo si è scontrato con un SUV. Per estrarre le 2 giovani donne, 27 anni la conducente, 25 la passeggera, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno lavorato per circa 1 ora e mezza. Sul posto anche i sanitari del SUEM, che si sono occupati delle 2 donne, illeso il conducente del SUV. Un altro incidente invece ieri mattina che ha provocato anche dei disagi poco prima delle 10, con un'auto che ha impattato contro la cuspide, il cosiddetto bumper di entrata di una porta Telepass alla barriera di Venezia Mestre in località Villabona sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Ferito lievemente il conducente della vettura, che ha impattato con la parte anteriore destra danneggiando il guardrail che delimita 2 delle piste in ingresso alla barriera e anche gli elementi dell'impianto ottico. Questo ha portato a intervenire non solo la Postrada ma anche gli ausiliari di CAV, coordinati dal vicino centro operativo della società. Il veicolo è stato rimosso e poi ovviamente fino a stamane la porta Telepass è rimasta chiusa per le necessarie operazioni di ripristino di questa struttura che è andata distrutta nell'impatto. Parliamo ancora di sicurezza stradale che nell'ultimo periodo, soprattutto nella Marca, registra sempre più vittime. Nella Marca trevigiana, l'ultima qualche giorno fa tra Zero Branco e Campocroce di Mogliano. Sono ancora quegli gli elementi, purtroppo, le disattenzioni alla guida, le leggerezze nel rispettare le regole. Una Marca trevigiana che purtroppo sta aggiornando sempre di più questo bilancio tragico di questi mesi, tornando al periodo nero degli anni 90. Un 2018 iniziato nel modo più tragico per la Marca, 9 morti in 4 mesi, ai quali si devono aggiungere le 4 vittime registrate a dicembre. Sono drammatici i dati degli ultimi mesi sugli incidenti stradali in provincia di Treviso, nuovamente costretta, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di vittime, ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage. Coordinate dalla prefettura, le istituzioni stanno cercando di dare una risposta, soprattutto in termini di prevenzione. La Procura ha anche istituito un apposito nucleo interforze. Adesso c'è un nucleo interforze all'interno della Procura, anche con personale applicato da altre forze di polizia, tipo della Polizia Locale di Treviso, in cui praticamente vengono esaminati tutti i fascicoli relativi ad incidenti stradali, quindi vediamo che cosa l'esame di questi fascicoli ci può consentire anche in chiave di prevenzione. Prevenzione che paga lo scotto della carenza di risorse, ma che si sta orientando, oltre che nella repressione sulla strada di comportamenti illeciti, soprattutto nell'educazione dei più giovani, con iniziative nelle scuole, anche perché i dati parlano chiaro, più ancora dell'eccesso di velocità e l'alterazione alla guida, che restano comunque tra le cause principali dei sinistri. La maggior parte degli incidenti avviene per distrazione, dal non allacciare le cinture al sempre più frequente uso del cellulare alla guida.
Si tratta di ovviamente intensificare i controlli, lo stiamo facendo, delle polizie stradali, delle polizie locali, ma si tratta anche di far crescere una cultura della sicurezza, proprio perché larga parte dei nostri incidenti è dovuta in realtà a disattenzione. C'è ormai sempre più dilagante il tema della disattenzione dovuta all'uso di smartphone e cellulari. Questo provoca numeri inaccettabili di morti sulle strade, specie nei nostri ragazzi. La politica adesso, torniamo a parlare della politica e un occhio ovviamente è a Roma per quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni. Domani, come sapete, c'è la direzione nazionale del Partito Democratico, anche se però con le ultime parole di Di Maio, quindi la chiusura al PD dopo l'intervento di Renzi e l'appello ad andare al Colle a Salvini per chiedere le elezioni anticipate addirittura a giugno. Se ne è parlato, ne abbiamo parlato a Ring, con gli ospiti che erano Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Marco Marin, il deputato di Forza Italia, Gian Antonio D'Arem, segretario regionale della Lega, e l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico. Tutto questo mentre proprio Salvini si dice pronto a un preincarico, una eventualità ovviamente portata avanti da Lega e Forza Italia. Proprio durante la trasmissione si è parlato anche della impossibilità di un voto a giugno con questa legge elettorale. Sentiamo allora un estratto della puntata di Ring. Tutti parlano di questo ipotetico ballottaggio. Se andassimo a votare a giugno sarebbe in teoria un ballottaggio, perché gli elettori dovrebbero, si pensa, ma non si rischia, ma non si, è la stessa del 4 marzo, ma non si rischia, è la stessa legge del 4 marzo, non è un ballottaggio. Guardi che le faccio presente che Salvini lo diceva qualche giorno fa di tornare a votare, ma non diceva che è un ballottaggio, diceva dopo aver fatto l'incontro a porta chiusa d'arco, le fatalità è andato ai Salvini abbiamo visto io se fossi stato Salvini mi sarei girato a dargli un calcio, ma la legge elettorale non è il doppio turno, non è il secondo turno, questo è la stessa legge elettorale del 4 marzo uguale. Ma gli italiani non sono stupidi, per fortuna l'hanno dimostrato in Molise, in Friuli, dove si dà il premio di maggioranza, appunto, bisogna cambiare che c'era nell'Italicum, ma non c'è la cosa bella. Sì, ma i cittadini che venissero chiamati oggi a rivotare dopo 2 mesi, io non sarei così certa che ci vadano prima di tutto volentieri e secondo che premino, esatto, qualcuno dà per scontato di essere premiato. Penso che Mattarella dia l'incarico a chi in maniera anche l'ipotesi sono due, non 50 più 1%, ma voi siete sicuri che possa essere così o potrebbe esserci una seconda via? Adesso non sono... Il famoso governo del Presidente per fare una legge elettorale in qualche mese arrivare a votare? Oppure il Presidente prende atto, potrebbe essere anche questo, però credo che prima, conoscendo anche Mattarella, le strade le tendi un po' tutte. Potrebbe essere dato, e noi lo auspichiamo, un incarico pieno o esplorativo a Salvini, ma per fare questo naturalmente Mattarella, e mi pare di capire che tutti si fidano dell'equilibrio di Mattarella, noi sicuramente ci fidiamo dell'equilibrio di Mattarella, forse riterrà opportuno fare un altro giro lui stesso di consultazioni, di centrodestra presumo che si presenterà unito. Credo che finito questo giro di consultazioni la via politica non può non passare da chi ha vinto le elezioni, quindi sarà un incarico pieno o sarà un incarico esplorativo per Matteo Salvini, io credo che si passerà da questo. Staremo a vedere allora, tutti gli occhi ovviamente sono puntati a venerdì, ma anche per capire cosa accadrà domani nel Partito Democratico con la direzione nazionale, questa ennesima spaccatura nel Partito Democratico. Torniamo alla cronaca adesso, con il macabro rinvenimento del corpo di un uomo stamane in uno stabile abbandonato a Marghera. Ce lo racconta in diretta telefonica per noi Tiziana Bolognani, buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia. Come dicevi da studio, il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato in uno stabile inutilizzato in via dell'Elettricità a Porto Marghera. Il ritrovamento questa mattina in un edificio che da tempo è diventato il punto di riferimento dei senza tetto. Il personale della questura che è giunto sul posto ha allertato il medico legale che dovrà collocare l'orario della morte dell'uomo e le cause del suo decesso, per il quale sembra essere esclusa la morte violenta. Le indagini perciò sono volte a stabilire se l'uomo sia stato colto da malore o se il decesso sia sopraggiunto per una overdose. Da Venezia per il momento è tutto, in attesa di sviluppi restituisco la linea allo studio.
Grazie Tiziana Bolognani. Andiamo a Padova adesso per parlare dell'emergenza criminalità in alcune zone specifiche e nel caso in questione in via Cairoli, dove l'unico italiano residente è stato costretto ad allontanarsi da casa con la famiglia per motivi di sicurezza. Una vicenda sconcertante che ripropone la forza della drammaticità della situazione. Abbiamo sentite le parole di questo residente, Marco Trevisan. Trevisan, com'è la situazione a via Cairoli? È peggiorata rispetto all'ultimo periodo? È drammaticamente peggiorata. La chiusura delle vie ha drammaticamente peggiorato la situazione in generale e soprattutto ha messo me e la mia famiglia in gravi condizioni di pericolo. Lei in questo momento non è a Padova? No, sono stato a denunciare alcuni eventi che sono accaduti nelle ultime settimane dai carabinieri. Questi sono sostanzialmente dichiarati impotenti nell'immediato e mi hanno suggerito almeno per qualche giorno di lasciare casa. Per quale motivo? Ho subito numerose minacce e anche alcune aggressioni. Ho chiesto di poter essere difeso, ma non ci sono i mezzi e quindi non ci sono strumenti, e quindi mi è stato suggerito di lasciare Padova. Quando le dicono che non ci sono mezzi, che cosa intendono? Ma guardi, l'altro giorno passando davanti alle finestre mi lanciavano dei sassi, gli spacciatori sotto casa. Consideri che le mie finestre sono esattamente dove c'è la telecamera di videosorveglianza delle forze dell'ordine. Ho chiamato il 113 perché intervenissero, il 113 mi ha passato un 112, il 112 mi ha detto che non c'erano mezzi da mandare e quindi non è venuto nessuno. Senta, nei prossimi giorni lei comunque si incontrerà anche con le forze dell'ordine? Sì, io sto cercando di parlare con tutti per chiedere aiuto. Senz'altro per la questione generale di ordine pubblico, ma anche per la mia questione personale. Io non vivo da solo, ho dei figli piccoli, c'è mia sorella con altrettanti figli piccoli e da buon padre di famiglia mi devo preoccupare prima di tutto della loro incolumità. Oggi io non mi sento affatto sicuro e non mi sento protetto. Queste le parole drammatiche di questo residente di via Cairoli a Padova. Restiamo nel Padovano per parlare invece di un intervento dei Vigili del Fuoco a Borgoricco. Incendio a Borgoricco il 1° maggio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Dandolo per spegnere le fiamme divampate nella terrazza al primo piano di un appartamento. I pompieri, accorsi da Padova, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un mobiletto con dentro contenitori dei rifiuti differenziati. Danni da fumo alla facciata del palazzo. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra dei Vigili del Fuoco. Ancora fiamme in un'altra abitazione, stavolta a Treviso ci sono 2 intossicati. Le fiamme altissime partite dalla cucina hanno devastato l'intero appartamento. 1° maggio di paura a Treviso per un incendio divampato poco dopo le 13 in un appartamento di via Sant'Antonino. A scatenare il rogo probabilmente un problema di tipo elettrico al frigorifero. In breve le fiamme si sono propagate distruggendo l'intera cucina e causando danni ingenti al resto dell'abitazione, che è risultata inagibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso 2 persone rimaste leggermente intossicate dal fumo nel tentativo di spegnere le fiamme. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Bloccati 15 ore in un ascensore, un'odissea per 2 giovani, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Cosa fareste se foste bloccati per 15 ore in un ascensore? Beh, 2 giovani a Padova lo hanno sperimentato sulla loro pelle. I Vigili del Fuoco hanno liberato dopo circa 15 ore marito e moglie rimasti chiusi nell'ascensore di un palazzo di Piazza dei Frutti a Padova. I coniugi, che vivono al 2° piano dell'edificio, che ospita appartamenti e uffici, avevano preso l'ascensore per uscire a gettare i rifiuti portando con sé anche il loro cane, ma l'ascensore subito dopo essere partito si è bloccato. I 2 hanno iniziato così a suonare con insistenza l'allarme, visto che non avevano preso con sé il telefono cellulare, ma essendo il palazzo vuoto in quel momento nessuno li ha sentiti. Solo dopo 15 ore, al mattino, un uomo che si è recato nel proprio ufficio per prendere dei documenti ha sentito l'allarme e ha fatto scattare i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno portato al piano l'ascensore, liberando la giovane coppia, provata dalla spiacevole situazione, ma tutto sommato in buone condizioni fisiche, così come il cane.
Adesso vi parliamo del 1° maggio, non del 1° maggio di cui abbiamo parlato in questi giorni in avvicinamento ovviamente alla festa dei lavoratori, le tante iniziative, le manifestazioni per ricordare l'importanza del lavoro e anche della sicurezza sul lavoro. C'è stato un 1° maggio particolare, diciamo così, in una frazione di San Biagio di Calaltra nel Trevigiano, nel borgo di San Martino, dove si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe lavoratore e la benedizione del parroco ai trattori, agli attrezzi agricoli, ma anche alle automobili che passavano. Vediamo. Il parroco benedicente lungo la strada che taglia le distese coltivate. Sembra quasi un'immagine del passato, in un tempo dove cemento e modernità hanno preso il posto dei ritmi della natura e delle ragioni dell'anima. Ma a San Martino di San Biagio non mollano quello che è un misto tra rito cristiano e festa pagana, tra acqua santa e piatti di trippe. È la festa di San Giuseppe lavoratore, che qui da sempre significa benedizione del quotidiano di chi fatica sui campi. Un tempo erano i buoi con giogo e vomere, oggi sono i cavalli vapore dei trattori, da quelli dei nonni ai bestioni di ultima generazione. Per tenere anche i ricordi dei nostri vecchi praticamente e dopo fare anche a gruppo, perché tanta gente mi segue, roba là, perché piace vedere le macchine dei vecchi da una volta. Ha senso anche recuperare le cose vecchie, perché sennò a questo mondo tutto va buttato, insomma, ecco. E qui a San Martino vale per gli oggetti, ma soprattutto per la fede, così salda che la piccola e pur millenaria chiesetta non riesce a contenere i partecipanti alla Santa Messa. Il lavoro è sempre un valore e una virtù che eleva la persona. Ringraziamo Dio che, diciamocelo francamente, per noi il lavoro c'è. Perché in fondo la terra non ha mai tradito l'uomo, che invece in questo tempo sembra aver smarrito alcuni punti cardine della propria esistenza. Ecco forse il perché di tutta questa gente presente nel piccolo borgo e i tanti che facendosi il segno della croce senza timore di essere considerati fuori dal coro del modernismo hanno chiesto la benedizione anche per quello che è divenuto da tempo un attrezzo di lavoro indispensabile, l'automobile. In tutti i 20 secoli di cristianesimo la benedizione ha avuto questa duplice valenza. Primo, di ringraziamento a Dio, secondo, chiedo la tua protezione, proprio perché tu mi hai dato questo strumento, chiedo la tua protezione, il tuo aiuto, la tua grazia, perché ne sappia fare buon uso. Segni di una fede radicata che la modernità non cancella, così come non riesce a cancellare il rito laico che conclude da sempre le benedizioni. Così se in chiesa c'è stata l'aspersione dell'acqua santa, sul piazzale non è mancata la distribuzione di quintali di trippa per tutti. Ma perché alla fine offrite la trippa? Perché è un piatto povero, sempre stata tradizione e siamo andati avanti così. A lei? Immagini davvero da buon appetito, noi siamo in chiusura, vi ricordo però che fra pochissimo c'è ore 13 e oggi è un'ore 13 speciale Zanzega e parleremo di vini autoctoni, del successo dei vini autoctoni a Vinitali con ospiti Luigi Peruzzetto, Vini Casa Roma, Michele Zanardo, l'enologo e il sommelier Enrica Rebeschini. Poi questa sera a 20:10 affronteremo il caso di questi giorni, dato anche ovviamente uscito dai confini del Veneto, ovviamente se ne è parlato dappertutto, del caso dei tornelli a Venezia, tra polemiche e dibattito in questa forma sperimentale del 1° maggio che però potrebbe essere destinata a continuare, e quindi ne parleremo con Vittorio Bonaccini, il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, per capire come è andato il ponte e cosa ne pensano di questa situazione dei tornelli, e con Renato Boraso, l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, puntata da non perdere dunque sulla Venezia dei tornelli, questa sera a 20:10. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 2 maggio. Sul Veneto condizioni di maltempo con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, alternati comunque a delle pause più asciutte e soleggiate possibili maggiormente nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 22 gradi.
Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà molto instabile. Sin dal mattino precipitazioni ovunque, anche a carattere temporalesco. Qualche pausa più asciutta e soleggiata durante il pomeriggio, specie sul Triestino. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime piuttosto gradevoli, comprese tra 23 e 26 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige. Rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Qualche pausa più asciutta sarà possibile soprattutto sui confini alpini in genere. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.